Siamo pronti per cominciare l'approfondimento su questa vicenda di cronaca. Ieri per l'omicidio di Bakary Sakho sono stati fermati in 5. Un maggiorenne, ventenne, compirà 21 anni tra qualche giorno, e 4 minori, 2 di 15 anni e 2 di 16 anni. L'accusa per tutti è di omicidio volontario e soprattutto aggravato dai futili motivi, perché al momento, stando a quello che sappiamo, quello che abbiamo letto nelle carte, non c'è alcun movente per questa aggressione, un'aggressione che si sarebbe sviluppata in 2 fasi. Da un lato il fermo, l'arrivo di Bakary in bicicletta attraverso via Garibaldi e il gruppo che l'ha fermato, circondato e malmenato. Bakary ha cercato di fuggire, poi il gruppo l'ha inseguito e raggiunto. A quel punto sarebbero partiti anche i 3 colpi di coltello sferrati dal più giovane del gruppo, da un quindicenne. Il 35enne maliano ha cercato riparo, soccorso in un bar e poi è stato trascinato fuori. Evidentemente in quel momento il gruppo si è accorto che la situazione era particolarmente critica e si è dileguato nei vicoli. Le indagini della squadra mobile della Procura di Taranto e della Procura dei minori ha permesso però di individuare, almeno secondo l'accusa, i presunti responsabili. Ora alla difesa il compito di capire qual è il non detto, e proprio per questo diamo il benvenuto, il bentornato qui a Cittadella all'avvocato Salvatore Maggio. Buongiorno avvocato, ben trovato. Buongiorno a voi. Avvocato, a lei e a suo figlio il compito più arduo, probabilmente, difendere il più giovane del gruppo, quello che però è accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del 35enne. Un compito difficile per la difesa in una storia che, come dire, secondo l'opinione pubblica è già scritta. Sì, è un compito difficile, ma evidentemente i contorni della vicenda non sono ancora chiari, perché il fermo è stato adottato sul presupposto del pericolo di fuga. Certamente i presupposti c'erano, ma nello stesso tempo manca il movente, cioè ancora non sappiamo in realtà che cosa sia successo, che cosa abbia portato il nostro assistito, secondo le indagini che sono state svolte dalla squadra mobile, a commettere quel gesto. Un gesto che il ragazzo... Prego. No, continui. Un gesto che il ragazzo... Il ragazzo, insomma, ha consentito già di ritrovare il coltello col quale è accaduto il fatto, per cui già un gesto di resipiscenza importante, e poi con l'interrogatorio che avverrà dopo la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero, certamente ne sapremo di più, cercheremo di capire, perché insomma l'opinione pubblica ha un'opinione, appunto, ma poi i fatti devono essere valutati secondo le circostanze che contornano spesso questo genere di reati, circostanze che ci auguriamo siano favorevoli alla difesa, perché si tratta di ragazzi incensurati, ecco. Avvocato, ragazzi incensurati, però ecco, mi pare di capire che insomma il suo cliente abbia fatto ritrovare l'arma, che in qualche modo, come dire, è sicuramente segno di un pentimento, ma comunque della responsabilità di un fatto particolarmente violento. Stupisce soprattutto che al momento sembra non esserci alcun movente, perché mi pare di capire che non viene contestato nemmeno l'aggravante dell'odio razziale, quindi al momento non si capisce perché. Ma vengono contestati i futili motivi, per cui per la pubblica accusa evidentemente il fatto non era così importante da scatenare, ma del resto mai nessun fatto è importante per portare qualcuno a commettere un fatto del genere, ma nello stesso tempo vanno verificati i contorni, ripeto, le circostanze che sono fondamentali nella ricostruzione di un evento omicidiario. Bisogna vedere che tipo di contributo abbia potuto dare il ragazzo, se non sappiamo, ecco, che cosa possa aver scatenato l'intervento verso la fine
del presunto autore materiale, il quale evidentemente avrà visto in pericolo i suoi amici. Adesso non voglio fare la difesa certo, in questo momento, però devo verificare. Io attualmente ho ricevuto soltanto la notifica del decreto di fermo, per cui ho letto gli elementi che il pubblico ministero ha adotto per procedere alla cattura dei ragazzi, però obiettivamente io non conosco gli sviluppi delle indagini e che quindi dovrò farlo non appena lo potrò fare. Un'ultima domanda, avvocato. Nell'immaginario collettivo in questo momento questi ragazzi, devo dire che i loro familiari non aiutano, perché ho visto già dei TikTok che insomma non aiutano nel dipingere l'immagine di questi ragazzi, perché adesso appaiono un po' come i protagonisti di Gomorra, no? Lei ieri come l'ha trovato? Come uno spaccone da serie TV o come un ragazzo che insomma ha una vaga idea di quello che ha fatto? Ma guardate, io i TikTok non li ho, per cui non posso sapere che cosa possano aver pubblicato sui social. So soltanto che indipendentemente da tutto potete immaginare i genitori il dolore nell'apprendere che i propri figli sono stati arrestati, e mi rendo conto che per l'opinione pubblica il dramma è sicuramente quello del ragazzo che non è più su questa vita terrena, ma nello stesso tempo il proprio figlio comunque rappresenta la privazione della libertà, un momento molto, molto doloroso anche per loro. Per cui non lo so se non aiutano o d'altro. Certo, sono ragazzini, alcuni dei quali neanche sedicenni, quindi potete immaginare il grado di maturità. E quindi, mamma mia, insomma, potete immaginare, ripeto, pur nel rispetto della morte di chi non c'è più, insomma, un nonno, una madre, un fratello che si vedono portare via a ragion veduta, per carità, perché la legge deve fare il suo corso, gli inquirenti hanno fatto un lavoro assolutamente veloce e ineccepibile, ma nello stesso tempo adesso bisognerà verificare obiettivamente quali sono le responsabilità dei singoli, certo, perché sotto questo aspetto bisogna anche vedere che cosa è accaduto, perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autore materiale del fatto abbia creduto, almeno da quello che io ho potuto intendere anche dalle sue parole, abbia creduto che fossero in pericolo i suoi amici, quindi è arrivato lì insomma, ha agito ignaro di quello che magari era successo prima, così come probabilmente non sono consapevoli i ragazzi che invece stavano colluttando con la lui. vittima. E quindi ecco, questo è tutto per il momento c'è stato il fermo, però prima, ecco, di condannare in un modo così anche che senza appello, assoluto, diciamo. Aspettiamo, vediamo di capire le singole responsabilità, per carità. Il fatto meglio è grave, che questi fatti non accadono, diciamo, ma una volta che accadono vanno valutati. Il fatto è grave e naturalmente lasciamo fare i professionisti da una parte e dall'altra. Grazie davvero all'avvocato Salvatore Maggio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi.